Buongiorno, ben ritrovati negli studi di Radio Veneto 1. Allora, oggi facciamo un salto indietro nel tempo fino al Medioevo e lo facciamo grazie alle nostre due ospiti. Adesso ci spiegheranno e lo capirete, insomma, da soli, anche vedendole, perché di questo salto temporale. Le nostre ospiti, dicevo, signora Caterina Zanardo e Ornella Testi, che sono rispettivamente la presidente e la vicepresidente dell'associazione storico-culturale 11 gradi. Buongiorno, innanzitutto grazie di essere qui con noi. Buongiorno a lei. Serravalle è l'antico borgo che fa parte di Vittorio Veneto, Serravalle e Ceneda, e all'interno del castrum, che dicono di origine romana, noi abbiamo la nostra rievocazione che si svolge il 5-6 ottobre. Noi non facciamo solo questo, ci rivolgiamo... Ecco, sì, presentiamo appunto, siamo entrati in argomento, dicevamo l'associazione 11 gradi, ci stava spiegando, insomma, questa associazione storico-culturale che si occupa di rievocazioni storiche del nostro territorio, ma non solo. Non solo, soprattutto quello che è la nostra volontà è quello di rivolgerci ai giovani, far vivere la storia in un modo diverso, perché la storia è la base della nostra cultura. Attraverso la storia noi possiamo vivere il presente e possiamo anche imparare per il futuro. E vivendo la storia in un certo modo anche i giovani riescono ad affezionarsi di più al territorio. E quando tu hai ben chiaro quello che può essere la tua identità, la tua origine, qual è la tua storia, non c'è bisogno neanche di prevaricare e di violentare le idee degli altri, perché tu sei forte della tua natura, di ciò che sei. E la conoscenza non è mai un mezzo per far del male, ma è solamente un mezzo per migliorarsi. La conoscenza che voi dal prossimo weekend dedicherete in particolare a un periodo particolare della storia del Vittoriese, in cui l'associazione soprattutto opera, ma un po' di tutta la Marca trevigiana. Lo dicevamo all'inizio, torniamo nel Medioevo, torniamo al periodo dei Da Camino, di questa grande famiglia, uno dei signori della Marca, insomma, molti li avranno sentiti, ricorderanno Gherardo, il buon Gherardo, citato anche da Dante, insomma, o Gaia da Camino, sepolta a Porto Buffolè, uno dei monumenti classici della provincia di Treviso. Ecco, perché proprio a questo periodo i Da Camino, insomma, i caminesi, poi era questo castello nei pressi di Oderzo, da dove hanno preso il nome, che era uno dei loro feudi principali, appunto insieme a Serravalle, alla zona del Vittoriese. Ecco, proprio ai caminesi è dedicato una serie di iniziative, di eventi che l'associazione 11 gradi organizza a partire dal prossimo weekend, ma che ormai sono svariati anni che portate avanti. Questo è l'11° anno, effettivamente. Noi rievochiamo proprio l'ultimo periodo della storia della famiglia Da Camino a Serravalle, quindi siamo nel 1300, fra il 1320 e il 1335, anno in cui muore Rizzardo VI, ultimo signore Da Camino. E domenica rievocheremo proprio il momento in cui Rizzardo VI Da Camino entra al castello portando la sua giovane sposa, Verde della Scala, nipote di Can Grande della Scala, perché questa grande famiglia dei caminesi era imparentata con le famiglie più importanti della Marca trevigiana e oltre. Noi il 5 ci sarà il laboratorio al campo con i bambini delle scuole dalle 4 in poi del pomeriggio. Ci sarà la presentazione del libro di una nostra socia, Simona Lapucci. Poi ci sarà verrà presentata una mostra fatta dagli alunni delle scuole delle Santa Giovanna d'Arco proprio sui castelli. Poi ci saranno i laboratori di ceramica, come viveva un cavaliere una volta, come era la vestizione di un cavaliere, e poi in tarda serata invece il bivacco all'accampamento. La giornata successiva invece alle 11:30 ci sarà il corteo storico dalla piazza del municipio, arriveremo su al castello, ci sarà un rullo di tamburi che darà il benvenuto a tutti i figuranti.
Alle 14:30 ci sarà questa piccola rievocazione e dopo alle 15:15 circa inizierà il Palio dei Borghi e delle Contrade. È ormai la quinta edizione che facciamo, quindi è una sfida fra le varie contrade di Vittorio Veneto e con giochi di altri tempi, tiro con la corda, la corsa coi sacchi. Un anno abbiamo fatto anche la presa della pita. È molto apprezzato, è molto piaciuto e poi in tarda serata verrà fatto un combattimento con le spade infuocate. Quindi altamente spettacolare, insomma c'è da divertirsi, da andare a vedere per rievocare appunto anche un periodo, come ci accennava, di splendore anche per la nostra marca, per la zona di Serravalle era Serravalle. molto ricca in quel periodo proprio perché intorno al castello era nato un commercio, poi nel tempo sono nate anche le famose spade di Serravalle che erano famose quasi alla stessa stregua delle spade di Toledo perché la temperatura costante è di 11 gradi. Ed ecco svelato il nome Nome dell'associazione. dell'associazione, la temperatura costante di 11 gradi delle acque del Meschio permetteva una temperatura ottimale, addirittura venivano messi quasi fino a 16 strati di acciaio per poter dare elasticità, ma nello stesso tempo anche durezza a queste spade meravigliose. Molti iniziative, molti giochi, abbiamo visto in questo weekend delle giornate medievali, anche molte persone che vengono coinvolte, insomma, Sì. coinvolgete anche la cittadinanza, oltre naturalmente che come pubblico, anche proprio come figuranti, insomma, ci parlava del corteo storico, quindi è una Sì, mobilitazione sì, generale. generale. Sì, sì, le maestre nelle scuole invitano i bambini a venire a provare i costumi e sono molto emozionati perché loro arrivano proprio appassionati per quello che stanno per fare. Cioè, allora c'è il piccolo arciere, c'è la piccola principessa, il cavaliere, il piccolo scudiero e poi ci sono le ragazze un attimo più grandi o i ragazzi più grandi. Direi che negli anni, mentre prima magari erano più diffidenti le persone, invece adesso nel tempo proprio si sono appassionate a questo appuntamento autunnale. Che è preceduto anche da, insomma, un lavoro di ricerca, di riscoperta, oltre che poi il lavoro fisico, perché questi costumi bisogna poi anche Sì, confezionarli. infatti. Abbiamo diverse persone che lavorano insieme a noi, a parte i soci che sono meravigliosi e hanno, hanno colto il segno di quello che è, no, il senso, scusi, il senso di quello che è l'associazione, cioè ognuno deve saper creare la sua dimensione all'interno dell'associazione, perché non deve essere una cosa gestita da una persona, da 2 o da 3 persone, cioè ognuno deve trovare la sua identità e fare quel qualcosa che può piacere. Poi abbiamo una bravissima signora di Azzano, che ci consiglia per i tessuti, per i tagli, per quello che deve essere fatto e poi abbiamo anche delle altre lavoranti non a tempo pieno, ma in maniera più part-time, ma c'è un grosso Mhmm, come si dice? Contributo anche. Contributo, sì, di persone, tutto quello cioè ci son tantissime cose da fare, ecco. Un coinvolgimento, giusto, come era anche un Sì, tempo sì, al sì, sì, Medioevo, sì. tutto fatto in casa, coinvolgendo le persone del luogo. Questa era, come dire, il lato medievale, appunto, dedicato specificatamente ai da camino ai loro tempo, che l'associazione 11 gradi porta avanti da diversi anni. Ma poi Presidente, nel calendario delle vostre iniziative autunnali, perché naturalmente poi l'associazione sviluppa la sua opera lungo Sì. tutto l'anno, ecco in questo calendario autunnale c'è anche, come dire, un altro cotè, un altro aspetto su cui vi siete concentrati, forse tornando anche ancora Qualche qualche secolo. secolo più indietro nel Sì. tempo. È
Abbiamo deciso qualche anno fa di inserire il Capodanno celtico. Da molti siamo stati criticati perché cosa c'entrano i Celti, eccetera. Vabbè, comunque, non voglio fare polemica. La storia parte proprio da queste persone, cioè prima abbiamo avuto gli antichi Veneti, abbiamo avuto i Celti, c'è stato questo incontro con i Romani, cioè la storia nel senedese è stata molto molto antica e ha radici molto profonde. Abbiamo chiamato questa manifestazione alle pendici di Antares perché è il monte, si chiama altare perché c'è una croce, ma in realtà si chiamava altare Antares perché c'era un antico santuario paleoveneto e qui siamo circa nel 1500 avanti Cristo. Sono stati trovati diversi reperti di cui noi non siamo ancora, come si dice, in possesso, perché sono fermi da qualche parte e non possono essere esposti al museo di Vittorio Veneto. Comunque abbiamo voluto prendere questa parte di storia per ritrovare quelle tradizioni che ci appartengono da tantissimo tempo, il culto con la dea madre, ma non perché noi vogliamo in un qualche modo sradicare quello che è la religione, ma le radici sono le radici. Per esempio, la tradizione che noi pensiamo di Halloween della zucca, no? Non è per niente una tradizione di Halloween, la facevano alla fine del secolo nelle nostre campagne, mettevano queste zucche vuotate con i lumini dentro perché le anime dei defunti della famiglia potessero ritrovare la strada di casa. Quindi poi io mi ricordo che mia mamma mi raccontava sempre che la giornata di San Martino era la famosa conta di quello che era stata la stagione agricola, e in realtà questa festa di Samain dura proprio fino più o meno a San Martino. Quindi è tutta una coincidenza e sovrapposizione di date. Certo, di antiche tradizioni di epoca pre-romana che poi sono state cristianizzate, riprese, insomma, perché alla fine, come si dice, nulla si crea, ma tutto si trasforma, sono state riprese legate ai cicli della natura, insomma, quindi niente di nuovo e niente di scandaloso in tutto questo. Sì, in teoria sì, in pratica no, perché di fronte a tante iniziative si ha sempre quell'atteggiamento un po' di sospetto. Ecco. Forse perché purtroppo lo diciamo noi, la Presidente non può dirlo, magari in questi ultimi anni qualcuno ha strumentalizzato per altri fini che non sono quelli della rievocazione storica, del recupero della tradizione, ma di quello non ci si occupa, e non si occupa naturalmente l'associazione 11 gradi. Un ultimo appuntamento, anche questo curioso, perché insomma noi non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto, c'è un fantasma a Serravalle. Sì, sì. C'è questa iniziativa promossa dalla Regione Veneto, questo mi sembra che sia già il quarto anno, Veneto dei Misteri. E è stata una cosa piacevolissima perché un po' tutte le piccole cittadine o anche le città venete sono andate alla ricerca di quelle che potevano essere le antiche leggende o le vecchie storie che si ascoltavano una volta. E Serravalle, come tutti gli antichi borghi, ha anche il suo fantasma, che naturalmente non ve ne parleremo perché è una sorpresa. Quest'anno sarà un qualcosa di molto particolare perché sarà una specie di battaglia, no? Di lotta fra il bene e il male nella ricerca di questo fantasma misterioso. E quindi il 15, 22 e 29 novembre. No, 15-22 novembre. 15 e 22 novembre, questo l'appuntamento, quest'ultimo appuntamento, mentre il prossimo weekend, il 5 e il 6, con le giornate alla Corte Caminese, se volete fare un salto indietro al tempo delle grandi signorie del Veneto, in pieno Medioevo,
tra il 1100-1300, quelli sono gli anni di maggior fioritura della signoria dei Da Camino, insomma, ecco, se volete ritrovarvi, fare un balzo indietro nel tempo, anche solo per un sabato, una domenica, a Serravalle con le giornate caminesi alla corte caminese dell'associazione 11 gradi. Poi naturalmente tutto il programma dettagliato può essere visto sul sito www.11gradi, scritto tutto in lettere, tutto attaccato.com, giusto? Ecco, quindi allora queste sono le indicazioni. Noi intanto ringraziamo le nostre ospiti e sicuramente verremo ad assaporare un po' di atmosfera medievale. Grazie intanto alla presidente dell'associazione 11 gradi Caterina Zanardo, alla vicepresidente Ornella Testa e grazie naturalmente a tutti i vostri soci, i vostri volontari per questo tuffo, questa riscoperta del nostro passato. Grazie. Io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti voi, ma soprattutto vorrei ringraziare tutti i soci dell'associazione e in modo particolare la mia vicepresidente, perché è il mio braccio destro, il mio braccio sinistro e tutto quello che manca a me ce l'ho a lei. E i soci che hanno lavorato tantissimo per arrivare a quanto cercheremo di offrire il 5 e 6. Io penso che sarà interessante, soprattutto per i ragazzi, vivere un qualcosa di... perché a differenza di altre feste medievali, proprio la nostra attenzione si verte proprio verso i ragazzi, quindi ci saranno delle cose specifiche proprio per loro. E grazie a voi per la vostra ospitalità. E quindi è rinnovato l'invito il 5 e 6 sabato e domenica prossima, allora soprattutto per i giovani che vogliono conoscere in modo divertente, purtroppo alle volte si sa, i libri di storia un po' noiosi e poi fanno... Una cosa che piace più di tanto, ci sono pochi ragazzi che veramente la amano, ma forse è il modo in cui viene insegnata che non è giusto. È sicuramente il modo in cui non viene insegnata, allora magari vivendola dal vivo, anche se virtualmente, chissà che qualcuno in più possa appassionarsi. Grazie ancora alle nostre ospiti e grazie soprattutto a tutti voi per averci seguito fin qui. I programmi di Veneto 1 continuano.